Disfare la valigia per scoprire che è tutto sistemato dentro al cuore. Emozioni, incontri, amicizie, il pregare insieme. È il bagaglio dei 230 partecipanti al pellegrinaggio dei Cresimati a Roma che si è concluso ieri sera con il rientro nelle proprie case. Quali sono le emozioni più forti che i ragazzi riporteranno a casa? Direi quella che è bello credere anche alla loro età, che è possibile credere e condividere l'esperienza con dei loro coetanei anche al di là dei confini della loro parrocchia. Sostenuti da due colonne della chiesa, Pietro e Paolo, i ragazzi hanno camminato tra incontri e riflessioni, condividendo i momenti e pregando insieme. Hanno rinnovato la loro professione di fede prima del grande saluto di Papa Francesco all'udienza. I partecipanti all'incontro estivo per i seminaristi e i cresimanti di Chiavari e di Lucca, accompagnati dal loro vescovo. Io c'ero già stata a Roma, però comunque è stata una bellissima esperienza che abbiamo vissuto con i nostri amici. Sicuramente è un'esperienza molto importante per me, sono ragazzi che ho imparato a conoscere nel tempo, a cui voglio davvero molto bene, che mi hanno insegnato tanto. Questa esperienza inoltre è stata molto bella anche per le testimonianze che ci sono state date, che sono importanti sì per i ragazzi ma anche per me. Aver visto il Papa da vicino è la prima volta anche per te? Sì, a parte una volta a Genova quando era venuto l'avevo visto e è stata una grande emozione comunque. Al rientro in curia, Monsignor Tanasini si è detto contento per l'esperienza vissuta dai giovani e ha ricordato il suo personale saluto con il pontefice. Facendo riferimento all'incontro dell'anno scorso, le ho detto quest'anno le porto 230 ragazzi, sono molti più dell'anno scorso, e ammetto che la ringrazio di avermi portato questi ragazzi e ho visto i ragazzi davvero contenti.